Siamo in compagnia di Arturo Lorenzoni, candidato del centro-sinistra alle elezioni regionali in Veneto nel 2020. Anzitutto la prima domanda d'obbligo è: professor Lorenzoni, come sono le sue condizioni di salute? Grazie, ben trovato, ben trovati gli ascoltatori. Io sto bene, ormai la febbre mi ha lasciato da qualche giorno e direi che insomma mi sento nuovamente in forze. Ho fatto oggi il tampone che mi auguro sia negativo e se così è, si ripete il secondo tampone tra 2 giorni altrettanto negativo, posso dire che sono all'epilogo della convivenza con il virus. La domanda che le rivolgiamo è anche perché ovviamente il suo stato di salute ha avuto un peso significativo anche nell'ambito di questa campagna elettorale, perché lei ha dovuto vivere da casa una avventura, un'esperienza che forse avrebbe preferito vivere in prima persona. Ma assolutamente, veramente ci pensavo se in un film avessero immaginato di fare ammalare il candidato 15 giorni prima delle elezioni sarebbe stato troppo forzata la cosa e invece è successo realmente. Non poteva esserci momento peggiore per dover assentarsi dalla presenza e questo purtroppo è accaduto e nulla possiamo fare. Devo dire che però la squadra ha continuato a lavorare e mi auguro che i risultati in qualche modo possano venire e il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi si possa consolidare e possa avviare una stagione nuova per il mondo democratico veneto. Proprio questo è il punto. Diciamo che il risultato elettorale non ha suscitato questi clamori che magari ci si poteva forse aspettare. Diciamo, la vittoria, la riconferma del governatore Zaia non è che sia una grande sorpresa, però il vostro risultato, diciamo, pur nel distanziamento numerico dal vincitore Zaia, è comunque un risultato che, come lei ha detto, può costituire un primo step di un progetto Veneto che vogliamo, che è destinato a maturare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Sì, guardi, il lavoro che si è fatto in questo strano 2020, perché voglio dire, da febbraio che viviamo una situazione abbastanza irreale, è stato proprio quello di compattare il mondo democratico intorno a dei contenuti, intorno ad una proposta. Non è stato facile perché c'è una storia, diciamo così, che accompagna il mondo democratico e delle divisioni anche recenti che sono state dolorose. Però io credo che questo processo sia iniziato e mi auguro che al di là degli exit poll che sono piuttosto bulgari, ci possa essere un segnale forte di un'adesione a questo progetto. Io ci credo molto, con me ci hanno creduto in molti che hanno lavorato sul territorio con una generosità straordinaria e quindi io sono convinto che la strada per presentare un'alternativa veramente alle imprese e ai cittadini del Veneto sia quella giusta. Vediamo tra qualche ora se diciamo così, il risultato è quello che possiamo aspettarci oppure se è ancora presto per consolidare quest'idea di una politica che è fatta per obiettivi e non per appartenenze. A questo punto noi crediamo, con Arturo Lorenzoni, che reputiamo convenga con noi, potremmo dire viene il bello, perché comunque c'è un consiglio regionale che adesso si comporrà in seguito anche al risultato elettorale, un consiglio regionale che l'auspicio è di tutti i cittadini sia un luogo di dibattito e non certo un luogo in cui vengono assunti, come dire, vengono assunti dei provvedimenti che poi vengano imposti dall'alto al resto dell'Assemblea. Ma assolutamente, guardi, il lavoro che dobbiamo fare è proprio quello di costruire un luogo di dibattito. Luca Zaia nell'ultima legislatura è stato presente solo nel 10% degli incontri, cioè non c'è mai stata una vera dialettica all'interno del Consiglio e io credo che questo sia un impoverimento del ruolo che ricordiamo è normativo a livello regionale. E quindi io spero che in Consiglio, anche andando a dare delle responsabilità precise ai consiglieri di opposizione, ci possa essere una dialettica molto più vivace e molto più presente
per portare l'agenda sulle tematiche che sono veramente importanti e che negli ultimi anni sono state lasciate un po' da parte. La gestione dell'ambiente, la gestione della nostra economia non hanno avuto l'attenzione che devono avere. E quindi la presenza in Consiglio sarà una presenza forte, attenta e non lascerà spazio ad un'agenda inadeguata per il Veneto. Quindi su questo è l'impegno che abbiamo preso tutti noi e mi auguro che la squadra sia compatta e che si possa fare un bel lavoro di costruzione di un'agenda alternativa per il Veneto.